La patata si mangia di tutte le maniere. Evviva la patata! Ci sono patate di tutte le maniere. Si mangiano i paesani e magari i forestieri. Patate, smergi e pomodoro alla scocca sono cose nostre e guai a cui ne tocca. Venite, vi faccio mangiare patate come non avete mangiato mai. Venite qua, a Masannucca, sono guai. Raccogliamo oggi le patate. Queste sono le vere patate siciliane, Messinesi. messinesi. Perché questo è un posto effettivamente ricco di un terreno paludoso che è molto ricco di potassio. E la patata ha bisogno abbastanza potassio per essere bella gialla, dorata, gustosa, saporita nello stesso tempo. Guarda cosa c'è. Questo è un chicco d'oro della nostra zona. La stazione qui a Scala Torreglotta si chiamava stazione di Roccavaldina e tutte le patate venivano spedite all'estero, ma la maggior parte, il 90% in Germania, come patata primaticcia di Roccavaldina. Dove era il suo pasto principale, dove era l'economia, la maggiore economia di introiti che avevamo qui a Torreglotta. Il 75% di tutte le case di Torreglotta è stato realizzato con le patate. Noi tra qualche giorno avremo la possibilità di gustare queste patate nell'ambito di una sagra che si terrà proprio qui a Torregrotta. Certo, grazie a Peppe Ordile. Peppe, ciao! E anche Peppe! Sì, dal 29 giugno al 2 luglio vi aspettiamo tutti in Piazza Unità d'Italia a Torreglotta. Concentreremo tutta lì la manifestazione. Porgo le patate, io da coltivatore porgo le patate alle mani del trasformatore. Fanno buon uso di questi chicchidoni. Praticamente faremo due tipi di pasta a scelta: gnocco di patate al pomodoro fresco e poi la pasta e patate con un tris di pasta mischiata con la patata locale aromatizzata con un po' di rosmarino, e poi passeremo alla patatina fritta classica che amano tanti bambini, alla patata bollita aromatizzata poi con un po' di aceto, di olio e origano, e finiremo con la graffa di patate, la ciambellina classica con lo zucchero, che è come dolce per terminare il pasto. Chi dice che la patata fa ingrassare? Non è vero niente! Lo dice lui che è magro. Non è vero niente, io le mangio a bizzeffa. Se una persona mangia e si corica, effettivamente ingrassa, qualsiasi cosa mangia. Ma se mangia, va in palestra con una sana alimentazione, perché queste cose sono proprio una sana alimentazione. Quindi avremo la possibilità di gustare le patate a chilometro zero in occasione di questa sagra? Eh sì, direi proprio di sì. È proprio questo l'intento della nostra sagra: rivalorizzare il nostro prodotto e il nostro territorio. Sono agrotecnico, sono nato in campagna, l'ho fatto per un piacere, non per un ripiego. Io non mollo, ma è un piacere, io non lo faccio. Io voglio invogliare i ragazzi che la devono fare per un'imprenditoria principale. Io è un piacere che lo faccio e basta. Evviva la patata!